Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie che arrivano dalla nostra regione, tanta la cronaca, in particolare con un Veneto che si riscopre improvvisamente con gravi problemi di sicurezza, con rapine, aggressioni, furti e tutto un sistema che vacilla di fronte al ritorno davvero drammatico di fatti che non si vedevano da un po' in modo così importante nella nostra regione. Un Veneto che si scopre ormai, insomma, l'abbiamo visto, davvero debole anche sul versante della sicurezza stradale. Gli incidenti continuano, si moltiplicano, ce ne sono stati altri anche nelle scorse ore, c'è stato un altro incidente mortale, continuano ad arrivare notizie di questo tipo dalle nostre redazioni, lo vediamo naturalmente tutto in apertura di telegiornale. Parleremo ovviamente dei danni del maltempo, ma ormai non è più, questa non fa più notizia quasi, il Veneto è da tempo, come tante altre regioni d'Italia, che si scopre debole di fronte al clima che cambia, quindi piovaschi, quindi temporali, quindi trombe d'aria, precipitazioni importantissime. Poi vediamo i dati assieme anche di questo. Quindi un'ora di Focus TG per capire che cosa sta succedendo in Veneto. Ferragosto è passato da qualche giorno, ma la cronaca la fa da padrona. Partiamo con la notizia di Padova, una rapina violenta in casa di due anziani, due persone. Vediamo che cos'era successo, poi fra poco invece ci collegheremo con la nostra redazione padovana per le novità. Sequestrati, minacciati con la pistola puntata alla tempia, i minuti di terrore vissuti dalla coppia di anziani padovani residenti in via Asiago devono essere sembrati interminabili. I 4 banditi che sono entrati in casa di Paolo Piotto, 83enne ex farmacista, e della moglie Anita Girotto, 79 anni, si sono accaniti con violenza. La donna, già gravemente malata, ha subito percosse al volto, il marito è stato malmenato, i polsi legati con il filo di nylon dello stendino. La rapina è avvenuta mentre su Padova giovedì sera calava il buio e arrivava il temporale. Paolo Piotto era uscito per chiudere la porta finestra che dà sul giardino ed è stato travolto dalla banda di rapinatori armati di pistole con il volto coperto. Hanno rubato una catenina d'oro e le 2 fedi nuziali, non trovando altro sono scappati. Sono parecchio massacrati, nel senso che sono stati picchiati. Non esiste che 2 persone di 80 anni che vivono in casa e spendono la propria pensione per pagare la badante, perché mia suocera ha l'Alzheimer, non hanno niente in casa perché non hanno niente e vengono massacrati di botte. La rabbia del genero dei 2 anziani. L'83enne infatti ha una costola rotta e un ematoma sulla tempia dovuto alla pressione della pistola. La moglie, il volto tumefatto, ed è stata portata in ospedale per accertamenti. I banditi cercavano soldi, volevano solo quello, ma in casa non c'era nulla e quindi hanno messo a soqquadro l'abitazione e poi si sono scagliati con violenza sugli anziani, strappando loro le fedi e la catenina. Al piano di sopra la badante, filippina, non ha sentito nulla. I 4 banditi sembravano molto giovani, avevano un accento forse dell'est Europa. In prefettura intanto si è svolto un vertice con al centro il tema della sicurezza. La nostra redazione padovana, come dicevamo, è sul posto proprio in questi minuti per cercare di approfondire, cercare di parlare magari con qualcuno che sa bene che cosa è successo. Vedremo se riusciremo a rintracciare anche i protagonisti di questa drammatica vicenda. Restiamo a Padova perché solo qualche ora prima, qualche giorno prima di questa ennesima rapina in casa, c'erano state delle aggressioni anche ai danni dei baristi. Ti spacchiamo tutto, urlato in dialetto veneto, minacce in pieno giorno che ormai sono costanti per i baristi di Piazza delle Erbe, presi di mira da un gruppo di sbandati che si aggirano vicino ai bagni pubblici della centralissima piazza di Padova. Un cliente al tavolino del locale riprende la scena avvenuta mercoledì verso mezzogiorno. Si vede, si sente chiaramente un uomo che inveisce e minaccia il titolare del bar Steam Power, Giampaolo Facco. Sono entrate 2 persone nel locale, sempre dello stesso gruppo, diciamo, che è qui, che staziona tra i bagni pubblici e
il PAM come diciamo tratto, e sono entrati, hanno minacciato e aggredito sia me che una mia dipendente. Quindi praticamente noi abbiamo già fatto la denuncia alle forze dell'ordine, però appunto abbiamo chiesto anche l'aiuto degli altri esercenti qui della piazza, perché è un problema che è comune a tutti. Abbiamo dovuto anche chiudere prima la sera, non riusciamo più a stare aperti fino all'1 di notte, ma dobbiamo chiudere alle 10 perché le ragazze ovviamente hanno paura. La situazione va avanti da qualche tempo, dicono i commercianti, addirittura gli sbandati mandano altri amici a minacciare i gestori dei bar che rifiutano di servire loro da bere perché disturbano gli altri clienti. Alcuni esercenti del salone stanno pensando di presentare un esposto per chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine. Dobbiamo fare qualcosa, abbiamo bisogno di avere un presidio fisso qui, perché chiamare la volante quando succede qualcosa non è sufficiente, ci mettono del tempo, arrivano, non hanno mezzi e c'è bisogno proprio di avere qualcuno qui, perché abbiamo bisogno di sentirci protetti, così non riusciamo a lavorare. Noi abbiamo il Deor qui, vengono disturbati gli ospiti, le ragazze si spaventano, ci sono episodi di violenza verbale, tentativi anche di far qualcosa che non va bene, insomma a volte c'è stata tirata una bicicletta addosso, a volte sono stati buttati animali sui tavoli dei clienti. A giugno una donna mezza nuda in Piazza delle Erbe aveva lanciato dei bicchieri contro dei clienti e così molti locali dopo questi episodi hanno anticipato la chiusura. Non si può lavorare in questo modo, abbiamo bisogno che ci sia qualcuno qui che ci dia una mano e che li faccia spostare. Nel Vicentino aggressioni e minacce percosse, sono stati denunciate 3 persone. Montecchio Maggiore. 3 cittadini extracomunitari di nazionalità marocchina sono stati denunciati dai carabinieri. Sono accusati di percosse, lesioni, minacce e danneggiamenti. A conclusione delle indagini avviate l'8 agosto scorso, i militari sono giunti a identificare i 3 denunciati come gli autori delle aggressioni ai danni di 2 loro connazionali e al danneggiamento per futili motivi di un'autovettura parcheggiata in luogo pubblico. I fatti avevano creato particolare allarme sociale ad Alte Ceccato per la violenza con cui erano stati perpetrati. Ad aiutare i militari anche un video girato con un cellulare da un testimone nella zona. E a Conegliano qualcuno ha deciso perfino di rubare all'asilo. Poche decine di euro in contante e qualche decina di cartucce per stampanti. Questo il bottino dei ladri soliti ignoti che nel weekend di Ferragosto sono entrati in azione nell'asilo nido aziendale dell'ULSS 2 La Chiocciola di via Masaccio a Conegliano. I malviventi hanno fatto irruzione nell'edificio forzando una porta laterale. Il furto è stato subito denunciato e al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, i quali stanno visualizzando le immagini delle telecamere della zona per provare a risalire all'identità dei responsabili. Torniamo nel Vicentino, dove invece i responsabili di alcuni furti sono stati rintracciati grazie al GPS. 2 spacciatori di 32 e 28 anni originari del Gambia, irregolari in Italia, sono stati accompagnati al centro di permanenza per i rimpatri di Milano per essere espulsi dall'Italia a breve. I 2 sono stati trovati in possesso dei portafogli dei cellulari rubati giovedì notte a 2 giovani italiani in città. I ragazzi, grazie al servizio di geolocalizzazione, erano riusciti a rintracciare il segnale dei propri apparecchi all'interno di un edificio in disuso in via Battaglione Valleogra. Allertata la questura, in breve una volante della polizia è intervenuta ieri mattina nel fabbricato segnalato e in effetti gli agenti hanno ritrovato i 2 africani mentre dormivano su giacigli di fortuna. Sparsi sul pavimento gli effetti personali, le carte di credito, i portafogli e proprio anche i cellulari sottratti ai giovani italiani. I 2 extracomunitari sono stati così portati in questura, dove sono stati accertati a loro carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni e di edifici. Sempre gli agenti delle volanti ieri mattina hanno eseguito un controllo di un veicolo in via Rattazzi, dove hanno trovato una donna italiana di 50 anni in possesso di una dose di eroina e di un uomo senegalese di 31 anni, anch'egli in possesso di una dose di eroina e una di marijuana. L'uomo è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti, mentre alla donna sanzionata per il possesso dell'eroina considerata ad uso personale le è stata sequestrata la patente di guida.
Come vedete sono tantissime le notizie di cronaca dalla nostra regione, notizie che da un certo punto di vista potrebbero far pensare a un grave problema di sicurezza, però ci sono anche altre buone notizie come l'arrivo di tantissimi carabinieri di altre forze dell'ordine a disposizione delle città, a disposizione delle questure anche. Ovviamente tutto questo lo vediamo dopo la pubblicità, perché adesso facciamo un brevissimo break, state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, siamo nella parte della cronaca dedicata alla sicurezza, ai furti, alle rapine, alle aggressioni. Abbiamo visto tante notizie di questo genere che arrivano dalla nostra regione. Fra poco saremo anche in collegamento in diretta con la nostra redazione padovana che sta cercando di approfondire i temi legati alla rapina in casa avvenuta ai danni di 2 anziani colpiti, maltrattati, mandati anche all'ospedale da 4 rapinatori solamente poche ore fa. Allora andiamo avanti con le notizie di questo tenore, perché trafugava oggetti d'oro dalle tombe, addetto alle esumazioni a processo. Avrebbe rubato fedi nuziali e protesi dentarie in oro dai cadaveri esumati o estumulati dalle tombe del cimitero maggiore di Padova. Per questo motivo un 73enne dipendente della ditta, che ha un appalto con il comune per i servizi cimiteriali, andrà a processo. Secondo l'indagine condotta dalla procura di Padova e dai carabinieri di Selvazzano, comune in cui risiede l'indagato, l'uomo tra il 2017 e il 2011 avrebbe prelevato fedi e protesi in oro e poi avrebbe portato la refurtiva ad un compro oro, ricavandone così un bottino di oltre 3.000 euro. L'addetto all'esumazione è stato rinviato a giudizio con l'accusa di peculato e andrà a processo. Almeno 24 le tombe che avrebbe saccheggiato, facendo poi fondere gli oggetti in oro invece di riconsegnarli ai familiari dei defunti. Allora, abbiamo visto tante notizie di cronaca, furti, rapine e altre notizie simili, però per esempio in provincia di Vicenza arrivano anche 54 nuovi carabinieri. Carabiniere Serena Risco, ho 20 anni, vengo da Palermo e sono onorata di essere stata assegnata al comando di Vicenza. Carabiniere Vella Giuseppe, assegnato alla stazione di Barbarano Mossano, provengo da Agrigento. Sono 2 dei 54 carabinieri appena assegnati al comando provinciale di Vicenza, che andranno a rinforzare l'organico del capoluogo, ma che saranno soprattutto destinati nelle sedi dislocate in provincia. Sono militari appena usciti dalle scuole dell'Arma, 13 le donne. Saranno tutti destinati agli impieghi operativi esterni e alla ricezione del pubblico. Sono tutti carabinieri molto giovani, molto motivati, che hanno completato il percorso formativo e sono stati destinati al comando provinciale di Vicenza. Per quanto riguarda l'Alto Vicentino abbiamo destinato 23 militari complessivamente tra la compagnia di Schio e la compagnia di Tiene, che andranno a rinforzare le 2 compagnie e tutte le stazioni dipendenti in quella zona. 9 militari destinati alla compagnia di Bassano, rinforzata con 11 unità l'area delle valli del Lagno e Chiampo. Un segnale che va a rafforzare la richiesta di sicurezza dei territori, puntando molto sulle motivazioni che animano queste giovani leve. Il valore di mio padre, che con grande entusiasmo andava a fare servizio, ad aiutare la gente, quindi mi sono sempre raffigurato in mio padre. Mi piace risolvere i problemi quanto più possibile e comunque è sempre una mano data a chi ne ha di bisogno. Non solo nuovi carabinieri a Vicenza, le forze dell'ordine in generale si rinforzano. Sicurezza. Obiettivo civile, obiettivo sociale, obiettivo politico. Oggi a Vicenza la parola d'ordine è investire ancora e sempre più sulla sicurezza. La sicurezza è la priorità assoluta di questa amministrazione in questo momento storico. Il sindaco Francesco Rucco ribadisce la sua promessa, il suo patto con la città, un patto per la sicurezza che oggi porta a rinforzare la polizia locale con 17 nuovi agenti assunti negli ultimi 10 mesi. Il messaggio che io chiedo sempre ai nuovi assunti è la massima disponibilità in questo servizio e di avere sempre maggiore contatto col cittadino al fine di offrire un servizio sempre più utile al cittadino stesso.
Dunque, nuovi agenti per pattugliare di più e meglio i quartieri di Vicenza, ma non solo. Ecco 3 nuove Jeep ibride che vanno a integrare il parco auto della polizia locale, che adesso può contare su una flotta di 23 veicoli. L'obiettivo è appunto andare nei quartieri, controllare le aree verdi della città, quindi uscendo anche dal centro storico. Non è solo il centro storico l'obiettivo, bisogna andare anche nelle zone più periferiche dove a volte servono anche dei mezzi adatti. Questi mezzi consentiranno appunto di recarsi in tutti i luoghi della città. Continua l'innovazione e l'aggiornamento del comando di Polizia Locale di Vicenza con nuove assunzioni, nuovi mezzi, ma ancora nel lontano 2018 siamo partiti con le idee chiare dall'istituzione dell'unità cinofila, cioè il cane antidroga, da distaccamento in Campomarzo. La volontà è quella di rendere sempre di più una città che cambia, che continua a cambiare negli anni, più sicura, aggiornata con gli anni, con il personale, con le nuove disposizioni che comunque la vita quotidiana ci chiede, con la costante collaborazione delle forze di polizia dello Stato. Quindi benissimo l'arrivo di altre forze dell'ordine, benissimo che ci siano delle risposte da parte dell'istituzione, delle richieste ben precise da parte della comunità, però arrivano anche altre richieste e altre segnalazioni. Lo sapete, il rapporto fra Rete Veneta e i cittadini, i telespettatori è sempre fortissimo. Sentite questa segnalazione ad esempio. Ho chiamato Rete Veneta perché volevamo fare un messaggio al questore perché intervenga, perché nessuno interviene. Il signor Luciano, residente in Viale Divisione Iulia, parla a nome anche di molti condomini della zona. Qui vicino, all'interno di una proprietà abbandonata, in un'antica abitazione diroccata, a volte nascosta dalla vegetazione, lasciata incolta da anni, si rifugiano senza dimora e sbandati che minacciano la serenità del quartiere. Ma a suo dire, nonostante le segnalazioni fatte, nessuno è mai intervenuto. Facciamo un appello al questore, visto che si sta interessando di tutte queste zone abbandonate. È l'unica persona che può intervenire. Chiediamo che venga almeno a vedere, così vedrà che è la verità di quello che abbiamo detto e che abbiamo firmato. Ecco. Cosa chiede il questore? E chiediamo che almeno che venga pulito le piante che rimangano, perché è una bellezza, ma che venga pulito, che si vede, se uno passa la sera camminando, veda se c'è una persona che gli viene addosso. Qua no, si viene fuori uno. Il signor Luciano, impressionato dallo sforzo specifico con cui si è già contraddistinto il questore, documentato anche dai servizi di Rete Veneta, tenta questa via. Visto che si è distinto per gli sgomberi di questi edifici abbandonati, qua ce ne abbiamo uno proprio e non possiamo più camminare da questa parte della strada, bisogna che camminiamo dall'altra parte. Perché? Perché abbiamo sempre paura che venga fuori qualcheduno che ti possa fare del male. Noi avremo cura a far recapitare il prima possibile al diretto interessato il messaggio del nostro telespettatore. Signor Paolo Sartori, chiediamo un suo intervento perché ormai non ne possiamo più andare avanti in questo modo. Tutti ci mandano uno di qua, uno di là, però non interviene nessuno. Grazie. Arriva anche una buona notizia, in questo caso dall'altopiano di 7 comuni nel TG Bassano. Di ieri sera avevamo dato le novità relative alle ricerche di una persona dispersa, un uomo di 82 anni di Brescia che era, di cui non si aveva più notizia, nella zona di Forte Campolongo, del rifugio Campolongo. Ebbene, questa mattina è stato ritrovato e sta bene. L'uomo si è presentato, ci fanno sapere, arriva proprio in questo istante una notizia dal soccorso alpino e speleologico del Veneto. Si è presentato in un agriturismo a Valdastico, a circa 8 km di distanza e a 1000 metri di dislivello in discesa rispetto al punto in cui era stato visto l'ultima volta. Ha chiesto a una persona di poter chiamare la moglie, che a sua volta ha subito avvisato il nipote al campo base che era stato allestito per le ricerche. Si risolve quindi nel migliore dei modi la ricerca durata tutta la notte, che questa mattina ha visto impegnate una novantina di persone, soccorritori provenienti da tutta la delegazione delle Prealpi Venete, oltre che dalla delegazione speleologica del soccorso alpino. C'era anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza con 2 elicotteri provenienti da Bolzano, c'erano Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri Forestali, Polizia Locale e unità cinofile. Quindi si è risolta nel migliore dei modi. Questa persona a 82 anni è passato
la notte letteralmente all'addiaccio, però pare che le sue condizioni siano buone. Si disperava a un certo punto di poterlo ritrovare, invece è andata a finire bene. Apriamo un altro capitolo della cronaca, il capitolo degli incidenti stradali. Ce n'è stato un altro questa notte, è morto un 22enne. Una lunga scia di sangue e 6 giovani vite strappate in appena 10 giorni. Il bollettino di guerra sulle strade della Marca deve purtroppo aggiornarsi ancora. Il volto da piangere stavolta è quello di Sebastiano Marson, 22enne musicista di San Biagio di Callalta. Uno schianto terribile alle 2:30 della scorsa notte tra San Biagio e Zenson. 2 vetture distrutte, la sua, una Volkswagen, e un furgone doblò, condotto da un coetaneo senegalese. L'impatto, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto da San Biagio e Silea, è avvenuto in via Argine. Un boato, poi le vetture hanno terminato la loro corsa sfondando il capitello presente all'incrocio con via Angeli. I sanitari del SUEM hanno estratto il corpo senza vita di Sebastiano, mentre l'altro conducente è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Subito, la notizia della morte di Marson ha fatto il giro del paese, dalla frazione di Sant'Andrea di Barbarano, dove il ragazzo risiedeva, al municipio di San Biagio. Il papà del 22enne è stato infatti in passato consigliere comunale. Un ragazzo solare e pieno di vita, la passione per la musica, le canzoni, i concerti, l'ultimo ieri sera a Rovigo. Tornava proprio da quella serata Sebastiano, prima che il destino lo strappasse alle vita improvvisamente, lasciando una comunità attonita. Una comunità attonita, la cui opposizione si può riassumere nelle parole del sindaco. Sentite. Sindaco, una notizia che non avrebbe voluto ricevere anche perché conosceva bene Sebastiano. Purtroppo una di quelle notizie, quando ti alzi la mattina e la ricevi, sei sotto shock, ti colpisce dentro. È immenso il mio dolore per questa scomparsa. 23 anni non dovrebbero mai accadere. Che ricordo ha di questo ragazzo? Ma un bellissimo ricordo, purtroppo. Un bellissimo ricordo, e purtroppo perché è mancato, perché lo possiamo solo ricordare. Ma la sua passione, la sua vita e la sua passione per la musica che ha sempre coltivato fin da piccolo, e ricordo anche le interlocuzioni che ci sono state proprio per dargli la possibilità di coltivare questa sua passione. Esatto, perché lui era anche un cantante, musicista, e anche ci sono state varie collaborazioni con il comune. Era bravissimo, certamente, perché si dedicava, la sua passione era la musica, ma oltre a fare concerti e quindi attività musicali le coltivava anche presso il suo territorio, aiutando anche coloro che erano più giovani a far conoscere la sua passione. La Marca registra la 5ª vittima in meno di una settimana, sindaco. Stasera si ricorderanno i 4 ragazzi morti a Cordignano. Che sentimento prova? E questa sera penserò a lui. Arriva un'altra notizia di incidenti stradali. Un motociclista di 34 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera a Villa Tora di Saonara. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un autobus di linea. L'impatto, su cui ora stanno indagando i carabinieri, è avvenuto all'incrocio fra via 20 settembre e via Zago. I mezzi sono stati sequestrati. Il 34enne motociclista è stato trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata. Poi sentiremo la nostra redazione padovana se ci sono novità sul quadro clinico. E andiamo a vedere anche un altro incidente sempre in provincia di Padova, a Tombolo. Un camion è uscito di strada venerdì pomeriggio mentre percorreva via Mantegna a Tombolo. L'auto articolato, per cause ora in corso di accertamento, è finito fuori dalla sede stradale accasciandosi su un fianco. Sul posto sono dovuti intervenire da Padova i vigili del fuoco con un autogru per recuperare il mezzo pesante e riportarlo in asse. Il conducente del camion è rimasto illeso, ma è stato sottoposto ad alcol test ed accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente. La viabilità nel comune di Tombolo ha subito rallentamenti per tutta venerdì pomeriggio per consentire ai vigili del fuoco di compiere le operazioni di messa in sicurezza del mezzo. A questo punto noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, purtroppo altre notizie di incidenti stradali arrivano dal Veneto, ce n'è stato un altro dall'esito mortale questa notte a San Biagio di Callalta e andiamo a vedere adesso i funerali di uno dei ragazzi che hanno perso la vita nello schianto di Ferragosto. Facciamolo risuonare il nostro grido alle orecchie di Dio, ne abbiamo diritto. Siamo il suo popolo, siamo il suo freddo. Sappiamo che Lui conosce tutto, conosce il nostro animo, la nostra sofferenza, il nostro smarrimento, ma non dobbiamo vergognarci di esprimere a Lui, che ci ama, quello che abbiamo nel cuore. È un appello a liberare il proprio dolore di singoli e di comunità, quello che parte da Don Claudio nel giorno dell'ultimo saluto a Daniele De Re, uno dei 4 ragazzi morti nella strage di Godega poco meno di una settimana fa. Sulla bara di legno chiaro, la sciarpa del team Bosco Orsago, la bici e l'informatica erano le grandi passioni del 18enne, studente all'Istituto Kennedy di Pordenone. La chiesa di Cordignano non è riuscita a contenere l'affetto e il cordoglio di centinaia di persone strette a mamma Federica, papà Ivan, al fratello Giulio e ai nonni. Di fronte a questi avvenimenti ci sentiamo piccoli, senza possibilità di scampo. Penso a voi genitori, famiglia di Daniele, ma penso anche a voi giovani che sperimentate, magari per la prima volta, più da vicino, questa realtà dolorosa, la mancanza improvvisa di una persona cara. Una vita interrotta bruscamente, troppo presto, tante quindi le parole non dette. Lo stesso Daniele, ricorda il migliore amico, parlava poco, preferiva i gesti concreti, le relazioni autentiche. Vorrei che potessi spiegarmi perché dobbiamo salutarci così presto. In questi 11 anni, nonostante tu sia sempre stato dannatamente enigmatico, sono riuscito a conoscerti in diverse sfumature, tutte legate da un cuore troppo grande per essere nascosto dalla tua felpa nera. Nella nostra amicizia i gesti sono sempre venuti prima delle parole, ma ora non posso che dirti che ti voglio bene. Che ho sempre ammirato la tua mente geniale, le tue intuizioni e il tuo modo di affrontare il riotto. A rappresentare lo shock di tutta Cordignano è il sindaco Campagna. Nella stessa chiesa arcipretale nelle prossime ore si dirà addio anche a Daniele Ortolan, dopo che nel pomeriggio nella vicina Caneva si sono celebrati i funerali di Marco Da Re. È un fatto veramente grave che ci ha colpito tutti e credo che una cosa del genere non ce la potremo dimenticare facilmente. Ieri purtroppo a causa dell'allerta meteo abbiamo dovuto annullare la veglia di preghiera che avevamo organizzato. Adesso stiamo vedendo anche compatibilmente con le condizioni di riproporre qualcosa per domani sera. Le famiglie ci tengono, quindi vedremo se riusciremo a fare questo. Ci teniamo anche noi. Daniele De Re, Marco Da Re, Daniele Ortolan, Xuliano Chellici, assicura il sindaco, non saranno dimenticati. Adesso chiaramente il dolore è ancora forte e vedremo in futuro come ricordarli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sangue sulle strade del Veneto, ormai stiamo raccontando dall'inizio di quest'anno veramente una situazione drammatica con tantissimi incidenti stradali, troppi dall'esito mortale. Tante macchine sulle strade del Veneto, è in corso un esodo minore rispetto a quello che abbiamo visto solo alla fine della settimana scorsa per il cosiddetto ponte di Ferragosto. Sappiamo che la strettoia cosiddetta, ad esempio di Pian di Vedoia, di cui stiamo vedendo alcune immagini, che allaccia quella che è la viabilità della pianura con le Dolomiti poco prima di Longarone, insomma è in grossa difficoltà già da questa mattina. Ci segnalano rallentamenti e colonne che si stanno via via smaltendo in questo sabato mattina, ma in realtà è
È un weekend da bollino nero anche quello per tutto il resto del Veneto. È previsto infatti un sabato durissimo per effetto delle ultime partenze per le vacanze e dei primi rientri dalle mete estive. I rientri si faranno sentire anche domani, specie dal tardo pomeriggio. Nel dettaglio l'intero weekend prevede che complessivamente quasi 60.000 veicoli possano entrare nella viabilità veneta, nella zona di Latisana per esempio, sia in entrata che in uscita. Autovie Venete sarà presente con 200 persone tra gestori di tratta e esattori, operai della manutenzione, assistenza all'utenza in servizio su piazzali di stazione e altri operatori per cercare di ridurre al minimo i disagi. Sappiamo che c'è un po' di traffico anche in Val Brenta, nella Val Sugana, come sempre il sabato di esodo in quelle zone dove una viabilità importante si scontra con la presenza di paesi e zone densamente abitate, strettoie, semafori. Insomma, sappiamo che va spesso in tilt, ce ne occupiamo quasi ogni settimana nei periodi in cui succedono questi problemi, ma pare che non ci sia modo di risolvere una situazione per la quale da tanto tempo sindaci, cittadini e istituzioni chiedono aiuto anche, insomma, a chi si occupa della viabilità nazionale. Andiamo adesso a New York, ovviamente come notizia, perché i PM di Roma hanno aperto una indagine per la morte di Luca Nogaris e Alessio Piccelli, 2 imprenditori della provincia di Rovigo trovati morti il 10 agosto in un appartamento nel Queens di New York. Secondo l'ipotesi della polizia locale il decesso è legato all'uso di sostanze stupefacenti. Ripetiamo, questo è quello che arriva dalle notizie internazionali. Il procedimento italiano è al momento contro ignoti. Si procede per il reato di morte come conseguenza di un altro reato e violazione della legge sugli stupefacenti. Nell'incartamento finiranno anche i risultati delle autopsie effettuate negli Stati Uniti. E adesso andiamo nel Trevigiano per un malore che ha portato via un giovane rugbista. In questo campo Filippo della Venezia, a 18 anni, si è allenato, ha giocato, qui ha trascorso gran parte del suo tempo assieme ai suoi compagni di squadra, i suoi amici. Il giovane rugbista giocava con il Mogliano fin dall'Under 10. All'interno dei valori del rugby la squadra diventa una famiglia e si legano delle amicizie che durano nel tempo, e quindi anche tutti i ragazzi del Mogliano Rugby so che sono in un momento difficile. Così Enrico Maria Pavana, assessore allo sport di Mogliano, racconta i valori di questo sport. I compagni, ci dice, sono distrutti. È una tragedia impossibile da accettare, una morte inspiegabile. Filippo è stato trovato senza vita nella sua abitazione ad Asseggiano di Mestre. Forse a stroncarlo è stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Studente ed atleta, trascorreva il suo tempo fra i campi di rugby e gli amici. Nulla faceva presagire ad una tragedia tanto grande. È stato trovato a terra a Esamine, nella sua casa. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sotto shock le comunità di Mestre e Mogliano alla notizia della morte di Filippo. Siamo rimasti scossi e profondamente toccati da questa notizia, e ovviamente il primo pensiero lo vogliamo riferire verso la famiglia che sta soffrendo appunto di un terribile dramma. Il rugby era la sua passione. Nei giorni scorsi era stato convocato più volte dai tecnici regionali ai raduni delle selezioni del Comitato Veneto, una promessa di questo sport. La società ha postato un messaggio sui social per ricordare questo giovane atleta. Mogliano Rugby è affranta per la prematura scomparsa di Filippo. Partecipiamo all'immenso dolore della famiglia e ci stringiamo a tutti loro in un forte abbraccio per la grave perdita. La salma di Filippo è stata trasportata all'obitorio di Mestre. Per i funerali si attende ora il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Abbiamo visto nei giorni scorsi il passaggio di più ondate di maltempo e temporalesche sul Veneto, danni che si sono concentrati soprattutto sul Rodigino, sul veneziano. Poi fra poco vediamo anche i dati che ci arrivano dall'ARPAV. Sono stati effettuati sopralluoghi anche sul campanile di San Marco, perché si erano staccati dei frammenti in seguito al vento fortissimo che, ricordiamo, ha fatto anche parecchi danni locali della zona, però pare che non ci siano anomalie. Sentiamo.
Circa una sessantina di interventi ieri della Protezione Civile in supporto ai Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Venezia, la maggior parte sulla terraferma, alcuni anche sul lido di Venezia, insomma tanta paura, ma alla fine fortunatamente i danni sono stati molto contenuti, non ci sono stati danni a persone o cose. E così anche per il campanile di San Marco, che ieri durante il violento nubifragio abbattutosi sulla città aveva destato qualche preoccupazione con la caduta di alcuni frammenti di mattone. Nessuna particolare anomalia o situazione di rischio imminente è il risultato dei controlli effettuati questa mattina dai Vigili del Fuoco del nucleo SAPR, il sistema aeromobile a pilotaggio remoto del Veneto, che hanno eseguito i rilievi video fotografici del campanile con un drone. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia, Francesco Pilo. Al sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha preso parte anche la polizia locale, che ha delimitato l'area, insieme al vice sindaco e assessore alla protezione civile Tomaello. Il cedimento potrebbe essere stato causato dall'impatto di un oggetto, un tavolo o una sedia volati via dalla piazza, contro la struttura muraria del campanile, che poi ne ha provocato lo scheggiamento. Sarà la Procuratoria di San Marco a provvedere alla manutenzione del campanile. L'auspicio che il tempo possa migliorare, che possa anche piovere, visto che lo aspettiamo da tanto tempo, ma che insomma non ci siano forti perturbazioni come quelle di ieri. L'auspicio insomma che anche massima attenzione da parte di tutti i cittadini, seguire anche le indicazioni, i bollettini che vengono periodicamente emessi. Vediamo la conta dei danni anche a Chioggia, vediamo cosa è successo. Raffiche di vento improvvise e oltre 100 km/h hanno messo a dura prova la città. A farne le spese maggiormente purtroppo sono stati i balneari, che stavano veramente vivendo dopo 2 anni di agonia una stagione strepitosa, bellissima, e purtroppo questi danneggiamenti sicuramente vanno a compromettere un po' la stagione, perché al di là di 2 o 3 giorni persi a causa del maltempo c'è proprio la conta dei danni fatti, ombrelloni sradicati, distrutti. Tra i balneari e il centro storico della città credo che superiamo abbondantemente il 1,5 milioni di danni. All'indomani del nubifragio che si è abbattuto anche su Chioggia è il momento di fare la conta dei danni, che non sono pochi, soprattutto se si considera la breve durata della tempesta. Colpito anche l'oratorio dei Salesiani. Questi 5-10 minuti di raffiche di vento fortissimo ha sradicato in modo particolare. I danni più ingenti sono nel livello di un abbaino, che è stato proprio... Ecco che lo stiamo proprio vedendo adesso con le immagini. Sì, da sotto è un po' difficile vedere i danni, ma è stato proprio sventrato. L'acqua è entrata all'interno della casa facendo scoppiare i controsoffitti di camere, alcuni uffici dell'oratorio, e riempiendo proprio d'acqua tutto. Danni anche gli stabilimenti balneari, che però già questa mattina erano pronti a ripartire dopo un'intensa nottata di lavoro. Ovviamente qui abbiamo subito dei danni, però noi come balneari imprenditori guardiamo sempre avanti. Il nostro è un servizio che dobbiamo dare a tutti e continuiamo sempre a darlo, e questo abbiamo visto ieri, che abbiamo messo subito in sicurezza, abbiamo proprio intervenuto immediatamente per sistemare la spiaggia, proprio per accogliere tutti i nostri gentili ospiti. Mentre l'amministrazione continua a lavorare per sistemare gli edifici colpiti. Con gli uffici tecnici del comune dei lavori pubblici stiamo monitorando anche tutti gli edifici pubblici. A me interessano le scuole, perché fra meno di un mese inizieranno le scuole e voglio sincerarmi che le scuole siano al sicuro, che sia tutto funzionante. Con la speranza che arrivino al più presto i contributi dopo la dichiarazione immediata del governatore Zaia dello stato d'emergenza. Andiamo subito a Padova, dove Valentina Visentini, in collegamento in diretta per noi, ha importanti novità sulla rapina messa a segno in una casa ai danni di 2 anziani poche ore fa. Sì, esatto Ferdinando, mentre proseguono le indagini c'è stato anche un vertice in prefettura per disporre maggiori controlli in città. Qui con me c'è proprio Paolo Piotto, l'83enne che è stato protagonista, che è stato sequestrato insieme alla moglie da 4 malviventi giovedì sera. Al di là della ricostruzione di quei minuti drammatici, il signor Piotto ci tiene a dare un messaggio: queste cose non devono accadere più e ci deve essere maggiore attenzione per la qualità della vita dell'anziano, che non può essere lasciato solo. Il messaggio che posso dare a seguito di quanto è successo, questa penosa situazione, è quello di una maggiore attenzione da parte della classe politica, non solo politica ma anche da altre classi,
un maggiore interesse per l'anziano e i ragazzi giovani, e i ragazzi che adesso si affacciano alla vita, per dar loro la possibilità di vivere tranquilli, senza tante pressioni da parte di coloro che vogliono violentarli in qualche maniera. Come poterlo fare questo? Prima di tutto istruendo i giovani ad essere rispettosi nei confronti dell'anziano, cosa che ormai è passata completamente di moda. Secondo luogo, adesso abbiamo una grande opportunità, e non voglio fare politica, per carità, lungi da me, ma tra pochi giorni votiamo persone che siano addentro a questo problema, che una volta elette e portate a Roma possono dire una voce in capitolo e portare avanti un discorso che francamente sta passando di moda. Lei ha avuto la lucidità di affrontare questi 4 malviventi che sono entrati in casa sua. Allora, vediamo i lividi sul suo volto, ci sono anche altre ferite più importanti, ma il suo primo pensiero è stato proteggere sua moglie. Questo è evidentissimo. Siamo sposati, abbiamo fatto una grande festa qui in giardino proprio per i 55 anni di matrimonio e siamo molto legati, sempre state molto legati. Vedere questa povera donna che è affetta anche da una patologia grave, riempita di cazzotti, di pugni, con ematomi vari e coperta da lenzuola, di coperte varie, eccetera, eccetera, a me non è più interessata la pistola puntata al collo, sono interessata a mia moglie e mi sono messo a gridare. Una frase che ormai è fatta e rifatta, però è servita. Se questa signora fosse tua mamma, dico, tu non ti comporteresti in questa maniera qua. E credo che questo sia stato abbastanza determinante, perché mi hanno tolto la pistola dal collo. Mi hanno sopraffatto, ovviamente. Io apro una piccola parentesi, ho cercato di vincolarmi dando calci e pugni possibili, ma voi capite che 83 anni contro un ragazzo magari di 20 anni, non aveva più di 20 anni, c'è una bella differenza, insomma, ecco. Quindi mi hanno legato con le mani dietro, mi hanno incappucciato e ingiunto di rimanere là fermo, senza parlare. Poi è successo una cosa che io amo tantissimo gli animali, hanno cominciato a dar calci e pugni alla cagnetta che abbiamo, e anche qui quello che potevo fare è gridare e dire basta, dico, siete degli animali, siete peggio degli animali, dico, lasciate per cortesia che anche questa povera bestia, infatti la cagnetta, se la vedete, è tutta dolorante perché ne ha preso un sacco, una sporta, insomma, ecco. Quindi una maggiore serietà nell'affrontare il problema dell'anziano da parte di tutte le categorie, di tutte indistintamente le categorie, politiche e non politiche, perché oggi l'anziano mi sembra molto dimenticato. E con questa importante riflessione lanciamo questo messaggio. Abbiamo proprio dato il microfono al signor Paolo perché questo era un messaggio che ci teneva particolarmente a dare, e con questa riflessione restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentini, ringraziamo ovviamente anche il dottor Piotto che si è avvicinato ai nostri microfoni con una lettura, avete sentito, di una lucidità ma anche drammatica a tratti nel raccontare quello che è successo, nel raccontare anche il procedimento mentale che può avvenire nella testa di una persona che assiste a quello a cui è assistito e a quello che è stato sottoposto lui. Una intervista in diretta davvero molto importante anche come messaggio, per la quale noi ringraziamo la nostra collega, i tecnici e gli operatori di Padova e naturalmente il dottor Piotto, rapinato, lo ricordiamo, solo poche ore fa in casa sua da 4 individui che hanno colpito anche la moglie, che non sta affatto bene. Adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena sentito una testimonianza agghiacciante a tratti da parte del dottor Piotto, farmacista, aggredito e rapinato nella sua abitazione di Padova assieme alla moglie. I rapinatori lo hanno picchiato la donna, se la sono presa addirittura con il cane. Abbiamo sentito proprio in diretta, raccontato al microfono di Valentina Visentin questa drammatica vicenda e una richiesta non solo alla politica ma anche alle istituzioni e ai cittadini: bisogna cambiare, bisogna fare qualcosa perché questo cambi. Chiudiamo la pagina della cronaca e passiamo a quella del meteo, perché abbiamo visto appena prima della pubblicità i danni che sono stati portati nel veneziano in questo caso, ma sappiamo che anche in provincia di Rovigo ci sono stati parecchi problemi con il meteo. Coldiretti ci ricorda che ci sono stati 13 eventi estremi in 24 ore a livello ovviamente nazionale, danni alle colture, intere colture devastate, api disperse, il Po è salito solo, si fa per dire, perché ovviamente per un fiume come il Po un aumento della portata di mezzo metro non è cosa da poco, ma insomma la situazione è ancora davvero pericolosa. Vediamo i conti che sono stati fatti, in questo caso dalla nostra redazione di Vicenza, sulla piovosità del 2022. E poi dicono che non ci sono più le stagioni di una volta, vero? Anzi, verissimo. Agosto è il mese più piovoso di un 2022 nato sotto il segno della siccità. Roba da non credere, strano ma vero, con la perturbazione atlantica che nelle ultime ore si è scatenata nel Vicentino, tra rovesci intensi e forti raffiche di vento. I dati ARPAV della stazione di Sant'Agostino indicano che agosto, con 113 mm di pioggia in soli 7 giorni, per Vicenza è il mese più piovoso dell'anno. Da solo ha accumulato il 27,8% delle precipitazioni totali del 2022, che da gennaio a oggi valgono 405,8 mm. Se dovessimo fare una classifica dei mesi più piovosi, dopo agosto si piazza a maggio con 92,8 mm di pioggia, terzo aprile con 53,6. Il mese più asciutto? Marzo con 10,4 mm e gennaio con 16,2. Insomma, se qualcuno vi dirà che non ci sono più le stagioni di una volta, sarà una banalità, ma vera, sacrosanta. Agosto 2022 lo testimonia. Certo, ha spazzato via l'afa, ma anche il caldo che ha segnato l'estate è stato straordinario. Insomma, è il trionfo delle frasi fatte. Se a giugno potevamo dire che ormai si passa direttamente dal cappotto alle mezze maniche, oggi possiamo confermare che le stagioni non sono più quelle di una volta. E già che ci siamo, visti questi sorprendenti scombussolamenti climatici, non si finisce mai di imparare. Certo, la questione ambientale è oggi più che mai seria, bisogna affrontarla con scienza e coscienza. È la sfida del secolo. Ci riusciremo? Concludiamo con un bel ai posteri, l'ardua sentenza. Una sentenza su quello che è passato ieri sul Veneto arriva invece dall'ARPAV con i dati ufficiali, li vediamo assieme, perché a parte i 29 gradi di Galzignano che insomma segnano comunque un ritorno del caldo, ci fanno sapere che non è finita l'estate, insomma ci saranno ancora temperature se non altissime almeno alte. Temperatura minima 16 gradi a Villadose, vento fortissimo a Rosà 80 km all'ora, ma in realtà il dato più importante è quello che riguarda la piovosità registrata a 300 in provincia di Rovigo, 47 mm di pioggia in poche ore, perché è stato davvero rapido il transito di questa perturbazione, quindi insomma sono cifre che iniziano a far traballare qualsiasi rete scolante che ha grosse difficoltà a sbarazzarsi di quantitativi d'acqua simile. Cambiamo decisamente argomento, vi ricorderete la vicenda del medico aggredito verbalmente con epiteti razzisti da parte di un uomo è stato identificato e denunciato. La denuncia è stata presentata stamane al comando dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro.
Andy Nganso, il 35enne medico camerunense residente a Caorle e in servizio al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, non ha voluto attendere. Troppa la rabbia, troppo il disgusto. Per lui, dal 2006, in un'Italia dove ha coronato il sogno della laurea in medicina e già in passato protagonista di denunce contro il razzismo subite da lui e da altri connazionali, quelle parole feroci sono state l'ennesima pugnalata. Le parole di un 59enne trevigiano, già lavoratore stagionale a Lignano, che il 17 agosto, in piena notte, si presenta in ospedale con diverse ferite dopo una lite in stato di alterazione e che si rivolge così al medico, rifiutandosi di farsi curare. Ciao negro, ciao. Negro bastardo schifoso, ciao. Preferivo 2 costole rotte in più piuttosto che un negro dottore. Bestemmie e insulti senza sosta di fronte al medico, una bagarre nel punto di primo soccorso, tanto che il 35enne, vista la situazione, chiama i carabinieri e nel frattempo registra quelle parole che poi pubblicherà sui social. Croce Rossa Lignano, i negri all'arrembaggio. Certo, una laurea da voi costa che $500, pezzente. Con tutte le sfide un dottore negro. Mamma mia. Non toccarmi, che non mi attacchi malattie. Assistito dal legale Cheti La Torre con studio a Bologna, il medico ha sporto denuncia confermando i fatti già riportati. Sull'accaduto le forze dell'ordine faranno rapporto all'autorità giudiziaria per una valutazione dei fatti da parte del PM della Procura di Udine. Sentiamo le parole del medico. Ovviamente si prova tanta rabbia, tanta frustrazione, ma anche tanta delusione per diciamo, il paese nel quale si è deciso di vivere. Queste le parole del medico aggredito con insulti razzisti, tanta la rabbia ma anche la delusione per un paese che dovrebbe essere maggiormente inclusivo, dice. L'Italia, anche per la sua posizione in mezzo al Mediterraneo, ha avuto questa storia di grande accoglienza, ma questo non toglie che a fianco a questa capacità di accoglienza c'è tanto razzismo. L'Italia è un paese accogliente, sì, l'Italia è anche un paese razzista. Gli atti di razzismo nel nostro paese sono atti quotidiani. Tema questo del razzismo che non riguarda soltanto la violenza subita dal singolo, specifica il medico camerunense stabilitosi da tempo a Caorle. Ci dobbiamo lavorare, non c'è da aver paura di dirlo, che c'è un problema di razzismo. Siamo accoglienti, sì, si vive bene a Caorle, sì, però c'è anche altre problematiche che sicuramente la cittadinanza del Veneto, dell'Italia tutta, del Friuli, ma dell'Italia tutta, dell'Europa tutta deve affrontare. È brutta la parola abituati, ma è quella, siamo abituati a confrontarci, perché gli episodi di questo tipo nella nostra quotidianità accadono, fa sempre male. Cambiamo decisamente argomento, andiamo nell'altopiano di 7 comuni, andiamo ad Asiago dove è quasi tutto pronto per l'edizione della ripartenza di Made in Malga. Asiago si prepara alla carica dei 100.000 appassionati di formaggi, curiosi, amanti della montagna e viaggiatori del gusto che saliranno in altopiano nei primi giorni di settembre per la 10ª edizione di Made in Malga. Dal 2 al 4 e dal 9 all'11 del mese prossimo andranno in scena in città 2 weekend dedicati interamente ai formaggi e ai prodotti dell'agricoltura di montagna. In ballo degustazioni guidate, escursioni, laboratori per i più piccoli, proiezioni di film e tanti altri appuntamenti. In piazza Carli arriverà la grande osteria con i piatti della tradizione e proposte gourmet, il tutto a braccetto con il Festival della birra artigianale di montagna. L'edizione numero 10 della Kermesse, in collaborazione, come sempre, con il Consorzio di tutela del formaggio Asiago e con il Comune, segna la vera ripartenza dell'evento dopo il comprensibile rallentamento degli ultimi 2 anni. La ripartenza è anche quella dei tanti giovani al timone di storiche aziende casearie e del settore primario che hanno deciso di partecipare alla manifestazione. Tanti gli appuntamenti per vivere l'evento e gustare i sapori della montagna, dalla mostra a mercato con espositori da tutte le regioni italiane alle masterclass, ovvero alle degustazioni guidate di formaggi e vini d'alta quota.
Sul piatto, è proprio il caso di dirlo, meraviglie casearie dall'Asiago DOP nelle varie declinazioni al Castelmagno e alle Tome del Piemonte, dalla Fontina d'Alpeggio della Val d'Aosta ai principi delle orobie lombarde come il Formai de Mut, lo Strachitunt, lo Stracchino all'antica e il Bitto. E poi via con i prodotti caprini, il parmigiano, i pecorini del sud e delle isole e molto altro ancora. Una strada lunga e antica che passa dal gusto per parlare di tradizione, di economia, di modernità e di convivialità nella splendida cornice dell'altopiano. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Diamo un'occhiata se ci sono altre novità, ma al momento non risultano notizie dal Veneto, se non che sarà un weekend con temperature estive, ma probabilmente non altissime. Vedremo poi come andrà a finire. Allora, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case, assieme ai tecnici e agli operatori del gruppo Media Nord-Est, tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.